questa sala, ecco, per questo volevo che fosse lei a dare il benvenuto e dirvi che sala è, perché è molto significativa. In particolare, ancora di più oggi, che come avete letto i giornali venendo qui, al di là della questione del dissesto idrogeologico di cui parleremo oggi, ma c'è un tema di grande attualità, che è il risultato del referendum in Scozia, che in qualche modo tutti qui sul territorio tirano chi da una parte, chi dall'altra, come se poi la questione fosse solo è costituzionale o non è costituzionale. La questione è politica, ovviamente, di dare risposte al problema che abbiamo sul territorio. E allora credo che sia significativo essere in questa sala, perché adesso il sindaco che ci dà il benvenuto ci dice anche che sala è. Grazie. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti a Refrontolo. Come diceva Simonetta, io quando abbiamo cominciato a parlare, Simonetta Rubinato mi ha appunto chiesto se c'era disponibilità di accoglienza per questa giornata di studio, ho detto subito di sì, perché ritengo che questo sia un modo anche di manifestare sicuramente la vicinanza e la solidarietà alla nostra comunità. Ecco, quindi io auguro a tutti una giornata di buon lavoro e di riflessione su questo tema dell'ambiente. Riguardo questa sala, ecco, questa è la sala della Barchessa, questo complesso, questa villa che ha 3 proprietari attualmente, la parrocchia, l'amministrazione comunale e un privato, ed è Villa Spada Battaglia del 600, ma la cosa più importante, Villa Veneta registrata, la cosa più importante è che in questa villa negli ultimi 15 mesi della Prima Guerra Mondiale si sono svolte le operazioni del comando austro-ungarico. Perché è stata scelta questa villa? Ce ne sono altre 2 a Refrontolo, Ville Venete, ma questa è stata scelta per la posizione strategica, perché vede dalle finestre esattamente tutto il quartiere del Piave. Forse prima che gli alberi fossero così alti, forse anche di più, c'era una visione sul quartiere del Piave, quindi era un punto strategico. E facciamolo diventare oggi punto strategico anche per tutte le nostre riflessioni. Grazie a tutti. Come quando sono stata qua mi hanno regalato questo diario. Questo lo dico anche per chi non potrà essere con noi nel pomeriggio, ma sul tema dell'autonomia e dell'indipendenza. La suggestione di questa, la proprietaria, la signora Maria Spada, era in questa villa mentre piovevano a centinaia le granate, perché questa è la linea di fronte sostanzialmente, vi leggo l'ultima mezza pagina del suo diario che teneva in quei giorni, anche con la conclusione che è molto bella, significativa ed emozionante, che sarà proprio una sola mia battuta. Martedì 29 ottobre 1918, Refrontolo è tra 2 fuochi. Pioggia di granate italiane, i cannoni austriaci dal tempietto rispondono. Gli austriaci si ritirano onoratamente. Da 2 giorni i civili stanno nascosti nelle case. Oggi a mezzogiorno il signor Aristide Serra, vecchio veterano, viene a dirmi commosso che gli italiani hanno passato il Piave e che fra poche ore saranno a Refrontolo. Sia ringraziato Dio. Ore 5 pomeridiane. Le granate fischiano e sembrano mirare Villa Antonietta. Mi dicono che in questo momento gli italiani sono a Pieve di Soligo. Ore 7 di sera, con i miei domestici, Regina, Maria e Vittorio, sto recitando il rosario, quando sento un leggero fruscio. Entrano 2 soldati austriaci disarmati, che più a gesti che a parole mi chiedono supplicanti un nascondiglio per darsi prigionieri. Indico loro la cucina esterna. Rimango alzata tutta la notte per ricevere gli italiani. Ultimo giorno del diario, mercoledì 30 ottobre 1918. Stamane sono passati gli arditi. Dopo 94 ore di granate continue sono salva. Una granata, penetrando dalla finestra della rimessa, aveva scavalcato 4 cassette di granate austriache e si era fermata inesplose. Un'altra aveva attraversato la bigacchiera entrando da una finestra, uscendo da un'altra, uccidendo 2 soldati e cadendo inesplose in giardino. Molte altre sono cadute nelle vicinanze. Un'austriaca di piccolo calibro, esplodendo, aveva scalfito il muro della villa dal lato di levante. Un'altra aveva colpito un grosso albero. Ore 2 pomeridiane. Entrano in Villa Antonietta i bersaglieri, con il generale Clerici, comandante della 5ª brigata. Espongo alla finestra quel tricolore italiano. Questo per dire che in questa così diatriba più elettorale che altro per indipendenza e autonomia, i veneti si sentono e sono orgogliosi di essere veneti, ma sono anche insieme molto orgogliosi di essere italiani.